Iniziamo con la Miss numero 1, arriva da Castelfranco Veneto, Maria Vittoria Cottini, 17 anni, 1,65 m, del segno dell'Ariete. Tieni, come sempre la prima è quella che rompe il ghiaccio. Tu hai già due occhi di ghiaccio di tuo, no? Grazie. Ecco, ma allora, cosa fai nella vita? Io frequento una scuola di estetica, sono al 4º anno di specializzazione per appunto aprire un centro estetico e in futuro, se i miei programmi vanno per il meglio, mi piacerebbe tanto andare a studiare in America trucco, per diventare una truccatrice professionale. E un'altra mia passione che mi porto fin da bambina è il ballo. Wow, infatti l'hai già svelato. Vedo qui che tu balli latinoamericano. Latinoamericano, da un po' di anni. Allora, devi andare a prepararti? Sì. Vieni, Maria Vittoria nel frattempo si è preparata perché, come avete capito, lei ama ballare, il suo cuore pulsa per la samba e il latinoamericano e insomma, eccoti qui. Vai Maria Vittoria! Grazie mille. Un aggettivo per descriverti a questo pubblico? Molto coraggiosa, dopo anni ferma di ballo. Comunque. Beh, brava, insomma, sembravi proprio una professionista qui sul palco. Complimenti, in bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Numero 2, Virginia Bigerna, arriva da Galzignano Terme in provincia di Padova, del segno dell'Ariete, anche lei 1,65 m, 17enne. Eccola Virginia! Virginia, anche a te, prendi il microfono, cosa fai nella vita? Allora, sono studentessa di economia aziendale, vengo da Padova e amo stare con gli animali, mi piace molto praticare sport. Ma io vedo qui che tu fai uno sport abbastanza, diciamo, attivo, chiamiamola così, cioè cosa fai? Dillo tu al pubblico. Faccio box. Cioè fai box, hai capito? Allora devi preparare i guantoni? Allora vai a prepararti, venite prego prego, eccolo qua. Allora insomma abbiamo il nostro ospite dal pubblico. Buonasera a tutti. Perfetto, allora lei si occupa di box, ha mai fatto qualcosa? Mai. No, e cosa questi li ha fatti come? La mamma e il papà, perfetto, bene. Virginia, mi raccomando, va che non siamo assicurati per il pubblico, solo per le miss, quindi non pestarlo. Partiamo con la musica, vai Longo! Grazie Virginia, te ne ho messo uno bello grosso di fronte. Che un po' Ma perché lo vorresti... No, assolutamente.
assolutamente. Vieni qua con me, grazie dal pubblico. Allora Virginia, insomma, abbiamo visto che tu te la sai cavare con i calci, i pugni, insomma sei una ragazza coraggiosa e forte. Quale altro aggettivo puoi dire, insomma, può descriverti a questo pubblico? Competitiva. Bene, allora io ti saluto, ti ringrazio, vai pure a prepararti per le altre due uscite. Numero 3, Michela Zampieron, arriva da Valdagno, Vicenza, del segno del toro, 18 anni, 1,70 m. Ben arrivata Michela, anche a te, cosa fai nella vita? Allora, io studio moda in un istituto tecnico, appunto a Valdagno. E da grande vorresti? Mi piacerebbe andare a studiare a Milano e poi aprire una mia linea di moda. Ah, bene, beh, in bocca al lupo. Qual è lo stilista al quale ti ispiri? In realtà nessuno in particolare, preferisco partire da... Ti piace creare, Sì, ti esatto. piace creare, hai l'ispirazione dentro di te. Io vedo qui dietro un tuo video, sei in un maneggio immagino, no? Raccontaci, che cosa ti piace fare? Questo è il tuo hobby? Niente, è equitazione e è il mio sport, è la mia passione più grande, mi piacciono un sacco gli animali e stare a contatto con la natura ed è bellissimo come sport perché si crea un legame forte con il cavallo ed è una cosa inspiegabile. È vero, hai un cavallo tuo oppure ad equitazione lì al maneggio ci sono dei cavalli che poi girate a rotazione? No, ci sono i cavalli della scuola, però mi piacerebbe tanto averne uno Ne mio. hai uno, il tuo preferito qual è? Come si chiama? Aramis, ed è quello che c'è nel video. Ed è quello proprio del video. Bene, allora, Michela, io ti ringrazio. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, timida e determinata. Beh, insomma, sono due aggettivi un po' contrastanti, Però, sai com'è? Nei cioccolatini c'è sempre questo cuore morbido da scoprire, che ci lascia il gusto del dolce in bocca. Quindi, in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Buona continuazione. Numero 4, Giada Dallan, arriva da Padova, Campodarsego, del segno dei gemelli, 1,70 m, 17 anni. Beh, insomma, mi piace assessore al turismo, no? Alberto, cioè queste ragazze arrivano da Padova, da Vicenza, da Treviso, tutte a Jesolo, insomma abbiamo fatto il botto quest'anno. Allora Giada, raccontati a questo pubblico, cosa ci puoi dire di te? Sono una studentessa del liceo delle scienze umane, di cui inizierò a frequentare il quarto anno e pratico palestra e ho iniziato da circa un anno a suonare il pianoforte. Ecco, infatti ti vediamo qui dietro che stai suonando, vieni, guarda pure il pubblico così loro insomma vedono la tua esibizione. Come è iniziata questa passione? Me l'ha trasmessa la mamma. Te l'ha trasmessa la mamma? Sì, perché da giovane lo suonava e quando sono diventata un po' più grande, intorno ai 10 anni, ha iniziato a mostrarmi qualcosa e allora ho aspettato un pochino di anni per la scuola e poi quest'anno ho iniziato a praticare. Hai già partecipato anche a qualche, diciamo, concorso, qualcosa in particolare? No, non ancora. Non però ancora. spero. Ti stai preparando. Da grande quindi che cosa vorresti fare? La pianista o c'hai qualcos'altro nel cassetto? No, il mio sogno nel cassetto in realtà è diventare un pediatra oncologo. Ah, che bello, insomma. Non è un lavoro abbastanza impegnativo, però insomma dedicato ai bambini. Sì, perché il pensiero di salvarli è sempre evidente. Guarda, è una prospettiva davvero, allora passami il termine, bella perché è bello da parte tua, poi invece molto delicata.
dall'altro lato, però insomma complimenti, buona continuazione e ci vediamo più tardi. Grazie. Numero 5, Clara Casotto, anche lei arriva da Padova, Correzzola del segno dei pesci, ha 16 anni, la più piccolina, no, non è vero, ce n'è un'altra di 15, 1,70 m del segno dei pesci, vai Clara! Eccoti qua Clara, prendi pure il microfono, cosa fai nella vita? Sono una studentessa, inizierò a frequentare il terzo anno, liceo artistico a Padova, Petro Selvatico. Ispiro a diventare una donna di successo, una grande stilista insomma. Ah, che bello, quante stiliste, ma diciamo che questa passione vi è nata in questi ultimi anni o ce l'avevi già da piccolina? Beh, diciamo che grazie al mio sport, al pattinaggio artistico, indossando sin da piccola body molto sgargianti, luccicanti, mi è appunto venuta questa passione Ne hai per... disegnato qualcuno per te? Sì, ho già iniziato e ne ho anche creato uno, non di stoffa come appunto tutti quanti, ma uno di giornale che ho... Caspita. Esatto, per la mia tesina di terza media. Ah beh, insomma, complimenti. Ecco, allora, qui dietro abbiamo visto un tuo video perché deduco che la tua passione sia il pattinaggio a rotelle. Sì. Hai portato anche i pattini, Sì. te la senti? Allora vai, preparati. Ehi, Clara, eccoti qui, hai scelto anche una... Wow, mi raccomando, Longo, vai con la musica. Brava Clara, complimenti, in bocca al lupo per tutte queste sfide, queste tue passioni e ci vediamo più tardi assieme alle altre concorrenti. A dopo. Grazie. Numero 6, Andrea Parisi, 18 anni, 1,70 m, arriva da Salgareda in provincia di Treviso, del segno del toro. Ben arrivata allora Andrea, cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, io ho finito da poco gli studi in una scuola professionale di estetica e per quanto riguarda adesso sto cercando di migliorarmi per quanto riguarda il make-up e la ricostruzione in gel. In futuro punto ad arrivare per sfilare o posare per grandi brand. Ah beh, insomma, hai già stilato quella che è tutto il tuo futuro, insomma, hai già messo tutti i puntini da spuntare. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, mi descrivo come una persona molto solare e gentile e tanto testarda. E testarda, beh, insomma, ci vuole un po' di testardaggine, se no non si va da nessuna parte. Forse anche un po' troppa. Un po' troppa? Vabbè, allora io vedo che tu fai l'imitatrice ed offri un personaggio che sicuramente i bambini conosceranno a meraviglia. Speriamo O no? di sì. Speriamo di sì. Allora io ti lascio il palco, vediamo se i bimbi indovinano chi è questo personaggio. Stitch non cattivo, Stitch è coccoloso. Ah, lo conoscete Stitch, bambini? Ah, e ci assomigliava? Come no? Oh, chi è che ha detto no? Chi è stato? Vieni qua tu, vieni qua, vieni qua. Com'è che fa Stitch allora, te che dici no? Com'è che fa? Come boh, allora lo fa o non lo fa? Andrea, rifallo bene per questo bambino. Stitch no cattivo, Stitch è coccoloso. È vero, è coccoloso Stitch, ci assomiglia, è proprio lei. Grazie Andrea, buona continuazione e in bocca al lupo.
Numero 7, Serena Forzutti, 20 anni, 1,70 m, arriva da Padova, del segno del Sagittario. Eccoti qua Serena, cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, io studio all'Università di Diritto e Tecnologia, sono al secondo anno, pratico tennis a livello agonistico e quest'anno faccio parte della Serie B. Caspita, hai vinto qualche cosa? Sì, faccio concorsi comunque regionali e nazionali. Brava, quindi una futura tennista, ce l'abbiamo avuta noi qui sul palco di Miss Venice Beach. E da grande che vorresti fare? Allora, affermarmi nel mondo dello sport, quindi appunto in particolare nel tennis, e affermarmi anche nel mondo della moda, quindi o posare o comunque sfilare. Bene, come ti descrivi a questo pubblico? 3 aggettivi. Allora, mi definisco come una ragazza molto iperattiva, permalosa e solare. E solare, vabbè, ci sta, dai. Un rito scaramantico? Allora, nel tennis, durante tipo le partite, se vinco magari una partita vorrei vestirmi nello stesso modo il giorno Sempre, dopo quindi se... o rifare tutte le cose che ho fatto durante la giornata. Ah, ok, chissà che porti di buon auspicio Esatto. per la prossima. Bene, allora chissà che ti porti di buon auspicio anche nella serata di Miss Venice Beach. Buona continuazione, grazie. Numero 8, Lorenza Busillo, 22 anni, 1,70 m, arriva da Paese in provincia di Treviso, del segno della Vergine. Cosa fai nella vita? Ciao a tutti, io studio all'Università Lingue per il Commercio Internazionale e faccio qualche lavoretto. Fai qualche lavoretto e da grande vorresti? Affermarmi nel mondo della moda, ma anche nelle retrovie. Mi piacerebbe sia principalmente posa fotografica che anche a livello gestionale, organizzativo. Ah, bene, mi piace, intraprendente. Come ti descrivi a questo pubblico? Allora, sono una persona solare, sensibile e un pochino testarda. E vabbè, ci vuole un po'. Allora io vedo qui nella tua scheda che ami ballare. Devi prepararti? Che fai veloce. Vai. Lorenza, ci sei? Bene, vai con la musica, Longo! Ci siamo salvati in extremis, Vieni qui dove scappi, non scappare. Saluta il pubblico almeno. Ciao a tutti! Ci vediamo più tardi, brava Lorenza, grazie. Numero 9, Gaia Casagrande, 18 anni, 1,70 m, arriva da Cittadella in provincia di Padova, del segno dei pesci. Vai Gaia! Eccoci qua, Gaia, questo è il tuo microfono, Ciao a tutti. raccontaci
raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita? Allora, io pratico palestra e frequento anche il liceo artistico. E da grande vorresti? Diventare una grafica. Mi Una piacerebbe- grafica, ecco, cosa hai creato fino ad oggi? Ho creato... Si può dire cosa hai graficato? Forse no, però vabbè, diciamolo uguale, tanto sul palco di Miss Venice Beach posso dire quel che voglio. Ho creato alcuni... Cosa hai creato? Hai creato alcuni marchi? Sì, però non famosi, però comunque io ho creato... Insomma, ecco, invece questi che vediamo qui dietro, cos'è il tuo cagnolino? È un pincher? Sì, perché ho fatto anche, diciamo, pittoriche. E quindi insomma ti diletti nella pittura anche degli animali, cosa fai? Volti? Sì, anche volti, animali, tutto. Ah, ecco, questa è una natura morta. Bene, ci piace. Allora, se anche diventi famosa, mi raccomando, dedicami uno di questi quadri così metto qualcosa in saccoccia, non si sa mai. E come ti descrivi a questo pubblico? Allora, mi descrivo una ragazza un po' timida, però sempre molto simpatica e anche ironica, diciamo. Allora, che la tua ironia ti porti fortuna e Grazie. ci vediamo più tardi con le altre uscite. Ciao a tutti, grazie. Grazie Gaia. Numero 10, Arianna Moscato, 26 anni, 1,70 m, arriva da Vicenza, del segno della Vergine. Eccoti qui Arianna, ben arrivata da Vicenza. Conoscevi Jesolo? Sì, Vieni mai in vacanza qui? sì, ogni anno. Ah beh, allora, assessore, questa è perfetta, cioè viene ogni anno. Allora, Arianna, cosa fai nella vita? Allora, nella vita io sono allenatrice di nuoto. Wow! Sì, e poi sono... Alina? Sì, anche. E poi sono studentessa in conservatorio, studio pianoforte. Allora, io vedo qui c'è un pianoforte, cioè vuoi fare tipo il pianista, quello sull'oceano? Ecco, il pianoforte a rovescio, però insomma è una bella immagine di te che suoni il piano. Da grande cosa vorresti fare? E beh, qui, anche se non si sente, Magari poi mettavamo un po' di musica, ok? il mio brano. Era un tuo brano? E- Si può fare sentire la musica della chiavetta? Così, ecco, Da vediamo. grande, cioè, mi piacerebbe portare appunto i pezzi scritti da me in giro e suonare nei Caspita, casi. un pezzo scritto da te, fai pure la bagnina, quindi se qualcuno è in pericolo lo rilassiamo con un po' di sì. musica. Fantastico, fantastico Arianna. Come ti descrivi a questo pubblico? E mi descrivo una ragazza molto gentile e un po' timida forse, però dai, simpatica. Dai che ce la fai, insomma hai già sfilato su questo palco e ti porti fortuna anche per le altre Grazie. uscite, va bene? Mille. Buona continuazione, ciao Arianna. Numero 11, Rachele Salvagnin, 17 anni, 1,73 m, arriva da Arzer Grande, Padova, del segno dello Scorpione. Eccoti Rachele, ben arrivata, cosa fai nella vita? Nella vita sono una studentessa del liceo artistico, in particolare con indirizzo pittura. Ah, anche tu quindi dipingi, cosa fai di bello? Crei? Sì, creo, non so. Guarda, questo è un tuo quadro? Sì, questo è Fantastico. un mio quadro. Realizzato ad olio, e questo che è storto, però. Ah, è storto, va bene, insomma rende lo stesso, beh, è bellissimo insomma, ecco. Anche ritratti davvero.
Questi sembrano proprio delle cartoline, sembrano quasi delle foto. Complimenti, bravissima. Grazie. Da grande cosa vorresti fare? Ecco, vediamo la nostra Anastasia che sta facendo vedere i tuoi capolavori a tutta la giuria, perché ogni miss ha un proprio talento e quindi è giusto farlo vedere e mostrarlo. Da grande cosa vorresti fare? Da grande aspiro a diventare una make-up artist nel mondo cinematografico, in particolare effetti speciali, oppure anche ristrutturatrice di monumenti antichi, quindi viaggiare il mondo. Ah, beh, insomma, bella, non è che non vuoi fare proprio niente. Come ti descrivi a questo pubblico? Mi descrivo come una ragazza creativa, sorridente, solare e mi piace l'avventura. E allora che questa avventura ti porti più avanti possibile, grazie Rachele e buona Grazie a te. continuazione. Numero 12, Benedetta Kovacevic, 16 anni, 1,78 m, arriva da Piene in provincia di Vicenza, anche lei dello Scorpione. Eccoci qua, Benedetta, l'ho pronunciato bene il cognome? Kovacevic, giusto? Perfetto. Allora, cosa fai nella vita? Buonasera a tutti, sono Benedetta e studio al liceo linguistico e gioco a pallavolo in Serie B. Ah, wow! Quindi potresti schiacciare e far fuori qualcuno del pubblico? Sì. Sì? Cioè tu sai che non dovete sfidarmi su queste cose perché poi io vi metto alla prova. Allora, prima di vederti qui giocare a pallavolo sul palco, raccontati a questa giuria, come ti descrivi? E sono una ragazza molto solare, determinata, competitiva E basta, beh, insomma vedo che hai iniziato la pallavolo a 5 anni, oggi ne hai 16, quindi sono 10 anni che giochi a pallavolo e chissà che ti porti davvero dei grandi risultati. Allora io chiamerei, se tu sei d'accordo, una tua compagna che è la numero 13, che è Gaia Ferronato, perché anche lei fa pallavolo e quindi so che volevate fare dei palleggi assieme. Dico bene? Allora chiamiamo anche Gaia. Vieni Gaia, prendete una palla, eccola qui, prendete la palla, mettiamo un po' di musica DJ, please. Vieni qui Gaia che poi ti presentiamo bene anche a te. Nel frattempo abbiamo già visto il vostro talento, ma avete mai giocato una contro l'altra per caso? Non mi sembra. Cioè vi conoscevate? Allora, cioè una è trevigiana, una è vicentina, avete mai gareggiato? Ah, avete età differenti, beh insomma età differenti, un anno. Vabbè, no, ok. Va bene, Benedetta, vuoi dire qualcos'altro di te? Vuoi andare a prepararti per l'altra uscita? Sì, Sei sì, pronta? sì. Sei carica? Bene, allora in bocca al lupo. Grazie. E buona continuazione. Qui al mio fianco invece abbiamo la numero 13, l'abbiamo già intravista, Gaia Ferronato, 15 anni, 1,78 m, arriva da Trevignano in provincia di Treviso, della Segno dei Pesci. Vai Gaia!
studentessa e studio in un istituto tecnico di grafica e comunicazione. E da grande vorresti? Vorrei diventare una pallavolista e lavorare nel campo della moda. Come ti descrivi a questo pubblico? Mi descrivo una persona molto solare ed elegante. Beh, allora che questa eleganza si veda e fuoriesca anche dalla sfilata di moda e dalle altre uscite, io ti lascio un grande in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Buona continuazione! Ecco, allora abbiamo finito le concorrenti di oggi.